25 anni fa nasceva ad Agrigento l'associazione culturale Il Cerchio, un piccolo centro di studi per il coordinamento, le iniziative per i beni culturali che diventerà sempre più imponente e robusto occupandosi di turismo, sport, spettacolo e solidarietà. Era il 24 aprile del 1995, alcuni audaci pensatori costituivano l'atto notarile. Anno dopo anno si sono organizzate e diffuse in Italia e nel mondo migliaia di iniziative con l'unico vero obiettivo: costruire con le risorse naturali, ambientali e culturali del caos un progetto aggregante, da lì il nome Il Cerchio, per valorizzare, divulgare e promuovere l'immagine della città e del suo più grande drammaturgo, Luigi Pirandello. Unico folle pensatore Dino Barone, leader massimo. Come non ricordare le iniziative al Parco Letterario Pirandello, i caffè letterari, la città teatro, il treno letterario, la Biennale d'Arte e Cultura Luigi Pirandello, l'alternanza scuola-lavoro, la produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, i viaggi sentimentali, gli spettacoli all'aurora e al tramonto, le iniziative con i parchi letterari italiani e soprattutto un grazie di cuore ai tanti studiosi agrigentini illustri che ci hanno da sempre guidato e sostenuto in questo 25° anniversario. Sì, oggi ricorre il 26esimo anniversario che noi sempre festeggiamo ogni anno. Il 24 aprile del 95 abbiamo fondato questa nostra associazione, Il Cerchio, un'associazione culturale con il sottotitolo Il Cerchio tenendo studi, iniziative e coordinamento per i beni culturali, lo sport, il turismo, lo spettacolo e la solidarietà sociale. In questi anni abbiamo fatto tantissime iniziative, non c'è bisogno che lo dice il sottoscritto, ma siamo qui per ricordare che nonostante la pandemia che ci coinvolge in questi 2 anni, continuiamo noi, tutti i soci e tutti coloro che collaborano, perché ci sono anche collaboratori esterni, a cercare di portare avanti le nostre iniziative relative a tutte diciamo, le progettazioni che in genere annualmente prepariamo. Pensi che abbiamo preparato anche quest'anno delle progettazioni che abbiamo anche inviato al Presidente del Consiglio relativamente al Recovery Fund, perché noi crediamo in questa nostra città, una città che ha tutte le qualità insite per poter esplodere e diventare primeggiare nel mondo con i suoi beni culturali, il turismo e la città teatro, che è sicuramente il progetto principe. I nostri successi non sono quelli materiali, i nostri successi sono quelli in fondo che diciamo, fanno in modo che i giovani possano credere nel futuro e creare le premesse per continuare a migliorare sempre insieme agli altri. Il fondamento di tutto è la rete, cioè credere nella collaborazione con altre associazioni, con gli enti locali, con gli enti pubblici, i privati e tutti coloro che vogliono fare in modo che ci sia nella nostra provincia e quindi anche nella nostra regione qualcosa che diciamo, faccia e porti avanti i nostri obiettivi, che sono quelli di dare lavoro ai giovani e fare della cultura un motore di sviluppo economico.